Buon pomeriggio dal comunale di Mansuè, dove oggi seguiremo il campionato di eccellenza Girone B con la giornata 14esima giornata per questo campionato, girone ancora d'andata, quindi ci apprestiamo a girare al più presto con l'anno nuovo e poi naturalmente vedremo anche classifica e tutto il resto. Cominciamo con il scoprire e vedere quali sono le due formazioni che oggi entreranno in campo tra non molto qui al comunale di Mansuè. È una partita tra l'altro molto interessante perché vede due formazioni anche vicine di classifica, perché il Conegliano è salito con le ultime vittorie delle ultime partite a quota 20, precedendo il Porto Mansuè che di punti ne ha 17 al pari di Lia Piave, Union Cadoneghe e Cavarzano Belluno. Le altre appunto con il Conegliano a 20 punti, Godigese e Vittorio Falmec nonché Borgorico a 21 punti, Giorgione e Calvinoale a 22, Sandona di Piave con 23 punti, capolista per il momento di questa classifica e capolista di questo girone B del campionato di eccellenza. Allora, tutto è pronto qui al comunale di Mansuè, arbitrerà l'incontro il signor Federico Gobbo della sezione di Padova, il primo assistente sarà il signor Matteo Anese della sezione di Portogruaro e il secondo assistente Alex Piccoli, sempre della sezione di Mestre. Sarà una partita, vi dicevo, piuttosto interessante. Sto aspettando che termini la lettura delle formazioni con lo speaker, così abbiamo la possibilità di sentirci in maniera migliore. Il Conegliano manda in campo questo 11, è un Conegliano che tra l'altro ha giocato in infrasettimanale, ha giocato una semifinale importantissima contro l'Albignasico, pareggiando 0-0 ma guadagnando la finale che disputerà adesso intorno al 6 o al 7 di gennaio in campo neutro contro il Villafranca Veronese. È stata una gran bella partita quella del Conegliano nel turno infrasettimanale, una partita che ha portato una finale dopo ben 17 anni, insomma, in cui qualcosa di questo tipo mancava dai colori giallo-blu. E allora vediamo la formazione del Conegliano che Stefano Andretta, tra l'altro ex di turno, e sono parecchi oggi gli ex di turno in campo da una parte e dall'altra. Conegliano, vi dicevo, che manda questo 11: Rallo, Faccioni, Magli, Dassier, Somacal, Mosca, Faraon, Doria, Urbanetto, Paladin. Ecco, Paladin veniva dato informazione ma ci dicono che è stato sostituito da Kais, aspettiamo di vederlo, sembra che Paladin abbia avuto un problemino durante il riscaldamento, quindi non giocherà Paladin ma giocherà Kais. E poi il numero 11 Cima è il nuovo acquisto in casa Conegliano, arrivato proprio nelle ultimissime ore, già in campo, già pronto a prendere il suo posto, quindi Cima con il numero 11. In panchina Andretta Stefano porta Zuan, Kais, anzi Paladin forse se sarà in grado di andare in panchina, Masoc, Uanello, Granziera, Floris, Guizzo e Lungu. È un nonostante Stefano Andretta non voglia parlare di turnover, diciamo che ha cambiato pochissimo rispetto alla partita appunto infrasettimanale, però quei giocatori che sono più importanti li ha tenuti nella formazione principe, nella formazione principale che vediamo in campo quest'oggi. Risponde la formazione di casa mentre le squadre stanno entrando in campo. Il Porto Mansuè manda questo 11: Manente, Fin, Granati, Nicoletti, Colombera, Kostadinovic, Agostini, Barra, Alcantara, Tomasella e Bonaldi. In panchina Marco Marchetti porta con sé Pizzolato, Pavarini, Filippini, Grandin, Dalla Vedova, Salvador, Gurgu e Ventoruzzo. Questo l'11, queste le cosiddette forze di riserva appunto per le due formazioni. Arbitrerà l'incontro il signor Federico Gobbo della sezione di Padova, coadiuvato dai signori Matteo Anese di Portogruaro e Alex Piccoli della sezione di Mestre. Ci sono tutti i carismi per fare e vedere una bella partita, quindi maglia solita giallo-blu per quanto riguarda i colori del Conegliano, maglia bianca, completo bianco per la formazione di casa, una formazione di casa che va e vorrà sicuramente cominciare ad avvicinarsi alla vetta, cominciare ad avvicinarsi a quelle posizioni che insomma sono lì aperte a tutti, perché questa classifica è ancora apertissima, perché se ci date e se
ci ascoltate dando un'occhiata appunto alla graduatoria, vediamo che ci sono ben 6 o 7 formazioni che sono nell'arco di 1 punto o 2 punti. San Donà 23 punti capolista, poi a 1 Calvino Ale e Giorgione che sono in nettissima ripresa, soprattutto il Calvino Ale da quando è rientrato Pulzetti alla guida, e poi abbiamo Borgoricco, Vittorio e Godigese. Io il Borgoricco l'abbiamo visto domenica contro l'Eclisse Careni Pievigina, non è riuscito a vincere, ha disputato però una bella gara e ha dimostrato di essere una delle formazioni sicuramente più interessanti di questo girone, di questo campionato, e una delle formazioni che potrebbe ambire alla vittoria finale perché il campionato è ancora lungo. Poi vi dicevo Conegliano a 20 punti, Porto Mansuè, Lia Piave, Union Cadoneghe e Cavarzano a 17 punti. Fin qui la classifica che oggi ci interessa più da vicino. E allora parte la gara con la formazione, le 2 formazioni che si daranno battaglia per così dire in campo. Spicca, come vi dicevo in precedenza, il numero 11 di Cima che gioca e fa il suo esordio in questo campionato con la maglia appunto del Conegliano, e ha preso il posto di Palladini invece. Eccolo il primo tocco del giocatore nuovo acquisto di Cima, un colpo di tacco che stava per andare a completamento, poi così non è stato, e allora adesso il fallo fischiato dal signor Gobbo per quanto riguarda un fallo in attacco da parte del giocatore Bonaldi della formazione di casa. Rimessa, pronti a partire con il Conegliano che cerca di impostare, è tutto chiuso lì davanti, non trova posizione, deve certamente trovare un appoggio più vicino, invece sceglie ugualmente di andare lungo con il tentativo di servire Kais, non riuscito perché la palla termina fuori, ma ancora preda del numero 8 Doria, di cui ho tessuto anche nel turno infrasettimanali le doti e la capacità di essere veramente un giocatore interessantissimo di questo Conegliano. Lo è stato per 11 stagioni all'Istrana. Attenzione, viene in avanti, ecco un altro giocatore che si sta distinguendo molto bene, ovvero Faraon con il numero 7 sulle spalle per quanto riguarda il Conegliano, uno dei giovani più interessanti, perché pensate che Faraon è un 2004 e si sta ponendo all'attenzione di molte squadre, non soltanto di questo girone. Manovra il numero 5 Capitan Colombera per quanto riguarda la formazione di casa, formazione che sta cercando di trovare spazi per far aprire il Conegliano. Kostadinovic che allora torna su Colombera, è un buon pallone tra l'altro, e l'ex di turno ovvero Rallo chiama il pallone, lo fa suo. 2003 la classe appunto di Rallo che fa viaggiare la sua squadra, in questo caso con il numero 6 Mosca che prova a lanciare lungo, ci riesce ancora ma non è preda il pallone di Kais che alza le braccia e quindi ha guadagnato una rimessa in gioco con le mani il Conegliano, che spinge, chiede la posizione al direttore di gara. Doria per manovrare ancora Doria che lascia sfilare la palla, nulla di fatto, ancora a centrocampo si lotta ed è Bonaldi a lottare, a girare, a tenere palla per farla viaggiare poi su Barra che cerca di verticalizzare, non riesce, ha qualcosa da dire ai suoi compagni, mi pare al 9, proprio ad Alcantara, lo voleva che più in avanti per cercare di lanciarlo con un traversone lungo, così non è stato. Adesso Alcantara si fa passare anche da questa rimessa in gioco con le mani, palla che poi termina ad un giocatore del Conegliano che va per le terre, spinto, e c'è il fallo per il Conegliano. C'è Sommacal che ha avuto qualcosa da dire contro il guardialine, però tutto a posto. Sommacal pronto al rinvio lungo, giocatori di esperienza come Sommacal, come Kostadinovic. Ecco che Sommacal lascia a Rallo che si incaricherà lui del rinvio, squadra che potete vedere dalle nostre immagini, tutte e due sulla fascia sinistra del campo. Il colpo di testa molto bene in elevazione del numero 4 Nicoletti, che non riesce però a far arrivare palla ai suoi, e allora deve accontentarsi di una rimessa in gioco con le mani che Finn proverà a giocare, proverà a far giostrare questo pallone ancora sulla fascia destra del campo, nulla di fatto.
rincorsa con Rallo che mette giù il pallone e serve Faccioni. Ecco Faccioni che spinge sulla fascia destra di competenza ed aveva chiamato per Cima, il pallone non gli arriva e allora può giocare ancora una rimessa in gioco già effettuata, già disputata con il numero 4 Dassier che manovra il pallone. Doria che deve stare attento a non perdere palla lì con Sommacal e poi ancora il rinvio di Mosca. Faccioni, Cima che punta l'uomo, 1-2, punta l'uomo, cerca l'appoggio su Kais, lo trova, lo gira la palla, arriva Doria a sostegno, è dappertutto, questa volta però riesce a farsi strappare la palla e allora in avanti Barra che galoppa verso l'area del Conegliano, palla che viene data al numero 11 Bonaldi, ha cercato l'1 contro 1, non è riuscito a tenerlo. 5 minuti di gioco al comunale di Mansuè, il risultato è sempre fermo sullo 0-0 per quanto riguarda la gara tra il Porto Mansuè ed il Conegliano. Colpo di testa ancora riuscito, poi la ripartenza non riesce con prima Faraon e adesso Faccioni che mettono palla a terra, ma ha capito tutto il numero 3 della formazione di casa con Granati che aveva cercato di far viaggiare i suoi, non c'è riuscito, ancora Granati che mette a terra in buon stile con il pallone, poi ancora si propone sulla fascia destra del campo, c'è il fallo subito da Tomasella. Tomasella subisce il fallo ed è pronto a battere anche la punizione che ne è scaturita. E allora poi Tomasella lascia a Granati si fa aiutare dal capitano e allora Granati che ripropone ancora su Tomasella, fuori il pallone con Granati, palla tra le mani con la rimessa in gioco per quanto riguarda la formazione del Porto Mansuè, colpo di testa ancora, arriva Doria che è sempre dappertutto, Rallo con questo pallone un po' rischioso perché c'era il passaggio arrivato, Kais non riesce a metterla a terra, nel frattempo palla che scappa via sul tentativo di stop al volo di Davide Kais che sta giocando dal primo minuto in quanto Paladin durante il riscaldamento si è leggermente infortunato, un riacutizzarsi di un problemino che aveva accusato in settimana e quindi Kais al posto di Paladin. È proprio Kais che va a terra adesso per conquistarsi questo fallo. Tutto dalla parte opposta ancora l'interessante Faraon che spinge su Faccioni, è una linea interessantissima questa del Conegliano, Faccioni che cerca di mettere dentro, Grandin che blocca tutto e può ripartire il Porto con questa azione sulla fascia sinistra del campo con Bonaldi che non riesce a tenerla e allora riparte il Conegliano ancora con Bonaldi che va in pressing, c'è il fallo dello stesso Bonaldi in tentativo di riprendersi la palla, nulla di fatto, c'è Andretta in piedi davanti alla propria panchina che ha approfittato un attimo per parlare con Faraon. Vi dicevo, Faraon è un giocatore molto importante negli schemi del Conegliano, eccolo Faraon che prova a verticalizzare, non riesce a passare questo pallone, allora mette a terra ancora il Conegliano con il suo numero 9 che è Urbanetto che gira palla dalla parte opposta, ancora Doria a sostegno, attenzione a questa palla, Cima che viene a prendersi il pallone, voleva il fallo ma non è così, l'arbitro lascia correre giustamente e allora può ripartire con Alcantara che va verso il pallone ma non riesce a raggiungerlo, però deve stare attento il Conegliano perché è pericolosissimo il Porto Mansuè nelle fasi di ripartenza, avete visto il tentativo, è già il secondo con la linea verticale con Barra e con Alcantara che hanno messo in difficoltà subito la linea centrale del Conegliano che anche questa volta comunque si è salvata. Mosca, poi il numero 4 che è Dassier che alza la testa, vede i suoi, la posizione però non la scopre, non so se ha battuto male oppure se il pallone è partito male dal suo piede, chiede scusa a Kais lì davanti perché la palla è andata da tutt'altra parte, non c'era nessuno proprio sulla fascia e ne approfitta ancora Stefano Andretta per regolare le cose, dare qualche occhiata e dare qualche consiglio ai suoi giocatori. Alcantara va a commettere il fallo e in effetti è così. Fallo di Alcantara sul suo diretto avversario, palla che verrà ripresa da Doria, adesso si muove anche Marchetti dalla panchina
per dare qualche indicazione ai suoi. Ancora Dacier, è un fallo nettissimo di Davide Kais, che ha aspettato fino all'ultimo, poi ha dato un'occhiata per vedere se arrivava il suo difensore. A Kostadinovic, stava meglio prima sicuramente. Una gomitata in pancia, diciamo così. Barra che prende palla, fa viaggiare Finn sempre sulla fascia per giostrare ancora. Barra che chiede palla, la ottiene, e poi Finn che prova a metterla dentro con Bonaldi che non ha spazio. Bravo Doria però, anzi era Faraon, scusate. Palla che viene contratta e trovata da un buon Granati. È partito bene Granati, anche in questo caso è andato al tiro da abbastanza distante, però con buona intenzione. Palla che si è alzata sopra la traversa del porta difesa da Rallo. Elia Rallo, classe 2003, era un ex qui di Porto Mansuè, del Porto Mansuè, arrivato appunto alla corte del Conegliano. Può giocare Dacier con Faccioni sempre sulla fascia. Non riesce ad andarsene Faraon, non riesce ad andarsene l'uno contro uno Faraon, quindi viene fermato lì. E allora Granati ancora, Granati per Alcantara, anticipato dal suo diretto avversario, nulla di fatto, prova a girare palla con Urbanetto e Doria che di esterno riesce a servire molto bene Cima, e allora Cima che punta l'uomo, uno contro Kostadinovic, la tiene, mette dentro questo pallone, il colpo di testa poi del capitano del Porto Mansuè ad allontanare la sfera, sospinge in avanti ancora la formazione del Conegliano, che va al tiro, però nulla di fatto per questo tiro un po' velleitario da parte di Mosca, che è andato alla prima battuta da circa una trentina di metri. Palla che termina abbondantemente a lato. Può ripartire la formazione del Porto Mansuè in completa maglia bianca. Ancora Bonaldi che mette a terra il pallone, poi c'è Doria c'è Faraon che la fa sua. Ancora a giocare, attenzione a questa palla con Mosca che la mette giù di petto e poi prova a lanciare, ci riesce ad andare sulla fascia sulla fascia sinistra del campo con Magli, alza la testa Magli, poi in mezzo vede Cima che però non riesce a prendersi questo pallone, è troppo alto per lui, e allora prova a ripartire il Porto Mansuè con questa azione con Bonaldi che va tutto indietro per Finn. Il tentativo di verticalizzare riesce, allora può e dovrebbe girare da questa parte, dalla destra alla sinistra, invece non lo fa nemmeno Barra che è costretto a tornare indietro e adesso a riprendersi il gioco dalla parte opposta. Manovra ancora la difesa del Porto Mansuè con Granati sulla sinistra, ha sbagliato l'appoggio Granati, allora Cima che vede la partenza di Urbanetto, però non lo serve giusto, non lo serve bene, niente da fare per Cima che non è riuscito a concretizzare per Urbanetto che non è riuscito a concretizzare questa verticalizzazione da parte di Cima. Ancora Nicoletti in mezzo con il capitano Colombera che aveva servito Granati, che aveva iniziato molto bene, adesso sta accusando qualche battuta, forse ha speso un po' troppo in questi minuti iniziali. Kais ancora che si dà un grande affare lì in mezzo, facendo a sportellate con il suo diretto avversario. Palla ancora per Granati e ancora quindi sulla fascia per cercare Bonaldi, lo trova, viene Bonaldi a sostegno con Barra che si fa vedere, ma adesso si fa vedere Finn che prova ad andare in mezzo, Bonaldi che la lascia. Bonaldi che non riesce a concretizzare nemmeno questa azione su un buon inserimento di Finn. 13 e 43 minuti di gioco, sempre 0-0 il risultato qui al comunale di Mansuè, tra Porto Mansuè e Conegliano. Kais che gira tutto dalla parte opposta per Urbanetto che non riesce a prendersi il pallone. Colombera anticipo netto per Dacier in avanti, ma non c'è nessuno. Kostadinovic lungo il rinvio dalla parte opposta, nulla di fatto, si gioca in gran parte sulla fascia sinistra del campo. Ecco il Conegliano che spinge con Faccioni
Faccioni che invita Cima, è una bella palla, solo che è in anticipo nettamente Colombera, e c'è il calcio d'angolo per la formazione del Conegliano. Primo calcio d'angolo mi pare per quanto riguarda la formazione di Conegliano. 1-0, 0-1. E allora c'è la battuta sempre dalla bandierina. Se ben ricordo mi pare che Cima sia uno specialista delle battute dalla bandierina, in effetti è così, è lì che Cima va alla battuta, la mette dentro, la chiama però poi non la tiene il portiere del Porto Mansuè. Ancora Cima che si scaraventa un mezzo pallone a giro, aveva cercato il secondo palo con un pallone a giro. Tutti conosciamo Cima, sicuramente un altro bell'acquisto per la formazione del Conegliano, un altro bell'acquisto per Stefano Andretta, che ha sempre detto, insomma, ho una rosa piuttosto interessante, una rosa che quando poi deve sostituire qualcuno non ha difficoltà a trovare in panchina la sostituzione giusta. Lasciato sul posto Faraon, ma arriva Doria che è dappertutto. Doria per Granati che punta, va per le terre, non protesta nemmeno lui, non c'è nulla, soltanto uno spintone tra i due giocatori, nulla di fatto, con Rallo che prende il pallone, pronto al rinvio, aspetta la sistemazione dei suoi. Rallo che esce dall'area, pronto al rinvio lungo, il colpo di testa di Urbanetto a far proseguire Kais, che tiene palla invece di darla a Faccioni, e allora c'è Cima che viene a sostegno ancora sulla sua fascia, punta l'uomo, lo lascia lì con sì, è buono anche questo tiro, aveva lasciato lì sul posto Kostadinovic, che è un po' già una bella cosa, perché Kostadinovic non ti lascia andare via tanto facilmente. C'era riuscito Cima e quindi nulla di fatto ancora, con tra l'altro lo Spinea in vantaggio sull'Eclisse con l'1-0 di Gemelli. Quindi abbiamo anche questo risultato che arriva in nostra postazione. Si rimetterà a giocare adesso con le mani la formazione di casa, il Porto Mansuè. Lancio lungo verso Alcantara che fa proseguire il pallone, palla che non arriva, e allora prova a muoversi Kostadinovic. Con le mani il Conegliano attende la posizione dei suoi, guarda la posizione dei suoi, non vede nessuno che si muove, e allora va a servire Urbanetto, spinto forse da Tergo, ma questi falli ormai non li fischia più nessuno. Va indietro tutto su Manente, completo verde per il portiere del Porto Mansuè, in difficoltà la ripartenza del Porto su questo attacco poi di Doria, che va veramente su tutti in pressing altissimo e soprattutto un pressing intelligente. Si arrabbia Marchetti dalla panchina dicendo qualcosa e urlando qualcosa al suo portiere, perché la ripartenza non è stata delle migliori. Prendersi la palla è Mosca, che la spinge in avanti perché c'è un fallo da battere con Mosca sul pallone. A cercare un compagno libero davanti, lo trova in Urbanetto, il colpo di testa riesce, palla ancora su Faraon in mezzo a un groviglio di uomini, deve tornare indietro Faraon, e allora Dassier dalla parte opposta, è buono il cambio su Faccioni, attenzione sulla fascia, ma non si spinge, e allora ci prova Dassier che sceglie Mosca ancora, Doria, Mosca, Doria, Mosca, i due stanno giocando insieme. Palla che viene ributtata fuori da Kostadinovic, forse c'era il fallo su Bonaldi, l'arbitro lascia correre, rinvio ancora alto con Barra che dall'alto della sua stazza riesce a prendere questo pallone di testa per cercare di far viaggiare i suoi, non ci riesce, palla che arriva dalla parte opposta per il Conegliano con Faccioni. Voleva il pallone Cima sulla fascia, non è riuscito a darglielo, e allora anche Alcantara poi non è stato servito nel migliore dei modi. Palla che termina fuori in fallo laterale. Nulla di fatto, Faccioni
con le mani per trovare Urbanetto che non spizza, palla buttata in avanti, ancora un Alcantara che si posa sulla schiena di Dassier. Rallo il lungo rinvio, Urbanetto che la mette giù di petto in 2 colpi, 3, bravissimo, si muove veramente bene Urbanetto. Kais che non riesce invece a conquistare palla per l'arrivo del proprio difensore, del proprio marcatore. Viene in avanti ancora Tomasella che subisce il fallo, l'arbitro è lì vicino, vuole il fallo ma non da quella posizione, dalla posizione più indietro dove aveva subito la prima trattenuta al Tomasella, e allora torna indietro. Fino adesso perfetta la conduzione di gioco di Federico Gobbo della sezione di Padova, che non ha avuto nessuna difficoltà anche per la correttezza delle 2 squadre fino adesso, quindi nessun problema per lui. Granati per Barra che cambia il gioco dalla fascia sinistra alla fascia destra, il colpo di testa tentato e voluto ma non riuscito da parte di Alcantara, e allora prova a ripartire Cima che si è inserito già bene, vedo, in questi schemi del Conegliano, anche se è arrivato come ultimo acquisto proprio nel un fallo con un grido terrificante di Alcantara che è per la terra, però fortunatamente si rialza subito, quindi nessun problema per lui. C'è Cima che sta perorando qualcosa, non so se stia parlando ancora del fallo di prima o di quello che aveva subito prima, o se questo fallo per lui non c'era, insomma stava parlando con l'arbitro, con il signor Gobbo. 0-0 sempre il risultato qui al Comunale di Mansuè, tra il Porto Mansuè, la formazione di casa, ed il Conegliano. Groviglio di uomini in area, rimangono fuori soltanto Finn e Granati per quanto riguarda il Porto. Tutti dentro invece, attenzione, 2 uomini in barriera, ha chiesto Rallo, 2 uomini in barriera, la posizione 9-15 regolari, può andare alla battuta. Vediamo Tomasella sul pallone, sceglierà di metterla in mezzo, ha provato a chiamarla il portiere Rallo, forse anche per spaventare lo stesso Barra, che nonostante l'altezza non è riuscito ad arrivare alla deviazione, e quindi nulla di fatto con lo 0-0 che rimane ancorato ancora per questa partita. È una partita interessantissima, viva e tra l'altro anche ben giocata fino adesso dalle 2 formazioni, tutti ad attendere il pallone che sarà rinviato oltre la metà campo da parte di Rallo. Ecco il pallone che arriva, e arriva anche il tentativo di colpo di testa da parte di un giocatore del Conegliano, di Urbanetto, che va per le terre, quindi può giovarsi di una punizione. Ancora Cima, che vi dicevo poco fa si è inserito già molto bene negli schemi che Andretta ha istituito per questa squadra, quindi sembra che stia giocando già da parecchio tempo, insomma. Invece è arrivato proprio nelle ultime ore e è già stato inquadrato bene dal tecnico e anche dai compagni, che probabilmente conoscevano già il modo di giocare appunto di Cima. Si riparte da Mosca, che alza la testa, guarda i suoi, vede Kais pronto a prendersi questa palla, lo stop di Kais molto buono, e poi il tiro tentato, non arriva nessuno alla deviazione, è un tiro tentato da Doria, molto bella questa palla, un tiro verso il portiere Manente, che riesce a smanacciarla e non arriva Kais alla deviazione. Peccato, perché era stata una delle buone azioni, una delle poche azioni sotto porta, diciamo, del Conegliano e anche della formazione del Porto Mansuè. Si sta giocando granché sulla metà campo, altro pallone che piove nell'area, attenzione con Cima che raccoglie sulla fascia destra del campo, ancora l'1 contro 1, riuscito ancora una volta contro Tomasella, in difficoltà, tutto dalla parte opposta. Vediamo se Kais ce la fa a raccogliere questo pallone, sì, in scivolata, bravo Kais, però la palla era già uscita, quindi nulla di fatto. Con le mani può giocarla il numero 9 Alcantara, anzi è Barra che porta avanti il pallone con Nicoletti che sceglie di ripartire prima da Kostadinovic, poi da Colombera.
alza Colombera la testa, è brutto il pallone di Tomasella, perché Kais poi non riesce ad approfittarne, ma era un'ottima occasione per Kais, l'uno contro uno barricato e bloccato lì dalla formazione di casa. Mosca che gira tutto, ma anche lui sbaglia questo pallone con Tomasella che viene spinto a terra, ed è il numero 2 Faccioni che è reo di questo fallo. Nulla di fatto, vediamo che, vi dicevo prima, l'arbitro riesce sempre ad essere sul posto, nelle vicinanze, sta vedendo una buona partita, sta giostrando e sta arbitrando nel miglior modo possibile. Colombera per il numero 4 Nicoletti per Kostadinovic che va a pescare lungo Granati, il colpo di testa per far viaggiare ancora Tomasella per Granati sempre sulla fascia, ancora per Alcantara, cerca di girarsi Alcantara ma ha 3 uomini del Conegliano in fianco e vicini, quindi nulla di fatto, ha tentato e ha ottenuto la cosa che poteva ottenere, cioè una rimessa in gioco con le mani. Granati sulla rimessa, anticipato il giocatore del Porto con qualche difficoltà. Tomasella cerca di andarsene, uno non lo salta ed è Faccioni che gli mette in fallo laterale il pallone. Rimessa in gioco con le mani per Granati. Barra Granati ancora. Granati che cerca Tomasella, lo trova, fa un numero di prestigio, poi si è girato nello strettissimo Tomasella, un gran colpo questo, veramente il ragazzo ha questi colpi. Tomasella con un tiro anche lui a cercare il secondo palo, esce di poco e Rallo si era allungato su questo pallone, però fosse stato all'interno della porta avrebbe avuto qualche difficoltà, secondo il sottoscritto, a prendere questo pallone. Manovra il Conegliano per la ripartenza, deve stare attento, staff tecnico del Conegliano che parla tra sé e sé con pallone che esce, blocca alto, però in presa da portiere il numero 3 Magli. Palla che rimane lì, rimessa in gioco per la formazione del Porto, anticipato Alcantara, poi brutto il rinvio con Tomasella che non riesce a metterla a terra e allora può ripartire ancora la formazione del Conegliano, è un batti e ribatti. Attenzione a Cima adesso, che serve bene Kais che va al tiro. Il tiro di Kais viene parato con il piede da parte di Manente, è stata una bella azione questa. Kais con Cima che ha servito una palla deliziosa per il centravanti del calcio conegliano, che si è proposto subito come ai vecchi tempi un tiro di destro piuttosto interessante. Lo ha salvato di piede il portiere del Porto Mansuè Manente, e allora adesso c'è un fallo che può permettere alla formazione del Conegliano di manovrare ancora sulla propria metà campo, con Doria per Mosca che alza la testa, tutto dalla parte opposta. Doria ancora, vedete come Doria non abbia una posizione, non vuole dare un punto di riferimento ai suoi marcatori. Bravo Kais che spizza bene indietro tutto, arriva Doria, guardate, dappertutto Doria, è un giocatore interessantissimo. Poi qui non trova il primo passaggio, lo trova con il secondo, che permette di andare avanti ancora la formazione del calcio conegliano, che viene sulla fascia sinistra del campo, può manovrare, ma sono in due i difensori del Porto Mansuè ad aver ragione dell'attacco del Conegliano, e va a riprendersi palla ancora la compagine di casa con lo United Borgorico che ha raddoppiato, un 2-0 sul Caorle, quindi Borgorico che si conferma come una delle realtà più interessanti appunto di questo girone B dell'eccellenza veneta. Sempre 0-0 intanto qui il risultato a Mansuè, tra Porto Mansuè travolto Kais.
travolto Kais che aveva stoppato il pallone, stava cercando di andarsene. Attenzione perché è uscito un po' in ritardo Manente, forse non si erano capiti con Colombera. Colombera aspettava l'arrivo forse prima di Manente, che comunque è riuscito in qualche maniera a rimediare. Kostadinovic per Agostini che fa girare il pallone per Alcantara, non riesce il tocco di Alcantara o quantomeno lo stop di petto per mettersela a terra e cercare di andare al tiro. Nulla di fatto. È una splendida giornata qui a Mansuè, fa piuttosto freddo, però è il clima ideale, insomma, per giocare al calcio. Bravo Urbanetto, indietro tutto per Faccioni. Sono due belle squadre sicuramente. Bravo Kostadinovic. Sì, sono d'accordo con l'arbitro. Kais aveva subito il fallo prima, non gli era stato dato, si è vendicato, ma questa volta giustamente l'arbitro lo ha visto e quindi ha fischiato il fallo. Kostadinovic, Colombera, Tommasella anticipato da Faccioni, Faccioni che deve tornare indietro, tutto indietro per Mosca adesso con l'aiuto di Sommacal. Mosca e poi andiamo sulla fascia con Magli che prova a spingere, però si ferma, ma arriva Doria a sostegno. Magli ancora indietro per Mosca e allora in orizzontale per il numero 5 Sommacal. Alza la testa. Allora, c'è stato il fallo fischiato, però come sentite anche dal pubblico, in effetti il fallo è accaduto proprio anche davanti a noi. Sì, ha preso il pallone nettamente Alcantara, è chiaro che l'arbitro ha visto la pericolosità di questo fallo in scivolata e quindi ha dovuto fischiarlo per forza. Non lo ha ammonito e quindi già qui fa capire che aveva capito l'intenzione non volontaria di Alcantara, quindi ci sta tutto questa decisione ancora una volta di Federico Gobbo. Sì, ha fischiato perché ha capito la pericolosità, però non c'era la volontà del fallo e quindi giusto anche non aver dato il cartellino giallo. Il cartellino giallo. Può andare alla battuta Sommacal che la mette dentro, pallone che lasciano scorrere un po' tutti e prima di tutti arriva Cima che altrettanto bene, anzi no, mette fuori questo pallone che non rimane in campo. Nulla di fatto per questo frangente con la partita che è sempre ferma sullo 0-0 qui a Mansuè. Adesso è Marchetti che prova a richiamare i suoi. Palla gettata via, poi ancora un rischio anche del Conegliano su questo pallone. Manente che arriva, Manente che fa su la palla e fa viaggiare Grandin. Granati prova a manovrare dalla parte opposta, ancora con Finn, lungo per Barra. L'intenzione c'era tutta, però la posizione era sbagliata, non si sono trovati, nulla di fatto. Aveva lasciato andare anche Agostini perché in corsa c'era Barra che adesso ha qualcosa da dire al suo compagno di squadra. Fa viaggiare il Conegliano. Rallo, Mosca. E allora manovra ancora il Conegliano in orizzontale con Faraon che ha toccato pochissime palle lì davanti e allora è costretto a scendere per venire a prendersi la palla, mentre Faccioni si sta giocando un pochino più avanti in questo frangente. Eccolo qua, Faraon. Faraon che non è riuscito a servire in maniera adeguata la palla al suo diretto compagno, niente da fare. Pallone per
giocarla ancora lunga. Alcantara, il colpo di testa, spizzata, la butta in avanti. Colombera, arriva Alcantara, non riesce a prenderla. Colombera ancora di testa e allora Granati che la butta in avanti. Bravo Bonaldi per Tomasella. Tomasella che cerca di andarsene ma non passa a Mosca. Mosca che perde palla con Alcantara che prima la mette dentro e poi adesso c'è il fallo. Adesso c'è il fallo di Bonaldi naturalmente in pressing offensivo. Fallo di Bonaldi sul giocatore del Conegliano che sta protestando. Non capisco nemmeno l'esigenza della protesta perché il fallo è tuo e quindi nulla di fatto. Ne approfitta Marchetti ancora per dare indicazioni a Kostadinovic. Vuole, probabilmente mi pare di aver capito che vuole un lancio migliore sulle due fasce perché altrimenti non ne vengono fuori. Con questa palla, la spizzata di Kais, però lì davanti non c'è nessuno perché Urbanetto era rimasto indietro. Ancora palla allungata e allungata fuori in fallo laterale, palla che viene giocata dalla formazione del Conegliano, sempre 0-0 il risultato. Dopo andiamo a scoprire i minuti che sono trascorsi qui al comunale di Mansuè. Sono esattamente 35 minuti di gioco con Faccioni che si mette in proprio. Ha provato il tiro Faccioni, una 25-26 metri, nulla di fatto, palla che parte e si alza, non più controllabile, nulla di fatto. Vedete come Faccioni e come Faraon giochino piuttosto vicino perché Faraon ha trovato pochissime palle da giocare sulla sua fascia solita di competenza, quindi è costretto a venire indietro come in questo caso, a dare una mano a Faccioni, è pronto in ripartenza. Probabilmente è una cosa che gli ha chiesto Stefano Andretta perché è un giocatore che poi quando preme sulla fascia diventa pericolosissimo. Ancora in avanti la formazione fermata del Porto Mansuè, può ripartire Urbanetto che cerca di far viaggiare Faraon che subisce il fallo, l'arbitro è lì a 2 metri, vede tutto, il fallo era di Tomasella, ci stava anche questo fallo, chiaramente un po' corpo davanti per Faraon, spinta da Tergo, se non è fallo questo non lo sappiamo più. E allora con i piedi pronto alla ripartenza la formazione del Conegliano che butta avanti il pallone, Urbanetto la spizza di testa, Kais la ferma, fa viaggiare Faraon che cerca di muoversi, il colpo di tacco per servire qualcuno non ci riesce, poi un po' di frustrazione e c'è il fallo di Faraon che effettivamente oggi non è ancora entrato in partita, è un Faraon che non conosciamo, è un Faraon che ha difficoltà a trovarsi in questa prima parte del primo tempo. Ed è un peccato perché è una pedina importante, fondamentale per il Conegliano. Se non si muove lui sulla fascia destra del campo, vedete che però è costretto a gravitare in mezzo al campo, forse anche con l'arrivo di Cima, per carità. Quindi eccolo Faraon che viene a prendersi palla, alza la testa per vedere se sulla sua posizione c'è qualcuno, non lo trova e allora va al tiro, il tentativo è smorzato, nulla di fatto. Il capitano Colombera mette fuori questo pallone, Mosca fa suo con Somacal, Mosca. Ancora alza la testa Mosca, cerca Kais, si fa vedere Kais che però non riesce a tenere lo stop. Poi ci si mettono anche i raccattapalle a dare qualche problema ai giocatori che stanno correndo come pazzi fin dal primo minuto di gioco. Palla che non arriva, Granati sul pallone, può giocarlo con le mani, dice l'arbitro, posizione esatta, arriva Barra. Anche Barra non ha preso ancora il centrocampo in mano, il centrocampo del Porto Mansuè in mano, forse perché sulle sue tracce c'è sempre Doria che è uno che le caviglie le vede e ti fa giocare molto poco. Faccioni con le mani cerca di girarsi Urbanetto, attenzione perché Urbanetto la porta la vede con il numero 4 Dassier che va dalla parte opposta, attenzione al provare, ci riesce, prova ad andarsene, mette dentro questo traversone basso
nulla di fatto, pallone che va in fallo laterale, si riprenderà a giocare con Doria ancora, pallone sempre suo. Vediamo questa rimessa in gioco con le mani affidata a Mosca, che probabilmente ha un rinvio lungo con le mani, infatti vuole tutti dentro. Eccolo, è il tentativo di Faraon e c'è la munizione di Faraon. C'è la munizione per Faraon perché si è lasciato andare, simulazione, quindi si è lasciato andare. L'arbitro, vi ho detto, è un arbitro che ha già dimostrato di saper gestire bene l'andamento della gara, ha ammonito il giocatore del Conegliano in fase d'attacco, ha fatto capire subito che con lui certi giochetti non ci stanno e quindi nulla di fatto. È pronto Manente al rinvio lungo oltre la metà campo, Alcantara non la prende, Granati ancora la spinta di Tomasella da dietro. Adesso è un momento forse favorevole al Porto Mansuè, che ha provato a spostare un pochino più avanti il proprio baricentro. Deve stare attento sempre alle ripartenze del Conegliano. Alcantara la spizza, poi arriva Barra che la rimette in gioco per Bonaldi, che la butta dentro per Tomasella, non la prende. Bravo. Forse c'era il fuorigioco, sì. C'era il fuorigioco visto dal signor Alex Piccoli della sezione di Mestre, che dall'altra parte della tribuna. E allora Rallo è pronto al rinvio, classe 2003, Elia Rallo. Lo scorso anno difendeva la porta del Porto Mansuè, quest'anno al Conegliano. Bravo Kais a metterla sul petto di Urbanetto. Ancora Urbanetto che cercava Kais, ma è stato anticipato da Colombera. Nulla di fatto con Doria, sempre lì in mezzo all'azione viva. Le palle sono sempre lì, calamitate da lui. Cima che non sorprende il numero 4 Nicoletti. Nicoletti che va indietro a trovare Kostadinovic. In mezzo per Alcantara, anticipato di testa da Faraon, che adesso sembra aver trovato un pochino più di fiducia in questo centrocampo di Conegliano. Mosca sulla fascia, spinge in avanti ancora. Però Kais era marcato già da tempo, nulla di fatto, palla che non viene conquistata dal giocatore del Conegliano. Vi dicevo all'inizio della nostra telecronaca che Kais è entrato in campo, anche se sarebbe dovuto partire dalla panchina, avrebbe dovuto giocare Paladin, ma un riacutizzarsi di un problemino muscolare per Paladin ha fatto sì che Kais prendesse il posto in campo. Altro fallo subito da Urbanetto da parte di Granati. E avete visto come proprio l'arbitro non si sia nemmeno curato di vedere che cosa era successo ad Urbanetto, perché probabilmente non era successo effettivamente nulla ed era già andato a prendere posizione dalla parte opposta, quindi sicuramente un arbitro che per il momento sta dirigendo veramente bene, senza problemi. Cima, davanti a lui c'è Tomasella che adesso si sposta, vuole la distanza, alza il braccio Cima, vediamo se mette dentro questo pallone per il colpo di testa di uno dei giocatori della formazione del Conegliano. Invece il colpo di testa è di Barra e c'è il secondo calcio d'angolo per il Conegliano, che va alla battuta con lo stesso Cima alla battuta. Rimangono fuori Doria, rimangono fuori 3 o 4 giocatori del Conegliano, tutti dentro invece a mo' di trenino in mezzo all'area. Cima, primo pallo, cerca di toccarla e Kais in 2 tentativi ha provato nella prima spizzata e poi nella seconda girata al volo, palla che termina fuori.
sembra essersi fatto anche male Kais, perché si è girata un po' la caviglia sicuramente in questo tentativo di girata al volo. Mi pare che però possa riprendere, quindi nessun problema per lui, può riprendere a giocare con il portiere Manente completo verde per lui, scivola sul terreno di gioco. Qui per esempio secondo me c'era il fallo di Faraon, perché si è appoggiato sulle spalle, l'arbitro l'ha lasciato andare, era lì, ha lasciato andare perché il colpo di testa ha favorito la rimessa in gioco del Porto Mansuè, quindi ha lasciato andare Tomasella e Bonaldi che serve Barra che cerca di andarsene ma non passa la guardia di Faccioni, ancora il colpo di testa di Colombera, Granati anticipato nettamente dal Conegliano, viene indietro anche Agostini a dare una mano ai suoi, Kais che entra in area, il tentativo di tagliare il campo e di tagliare la porta, nulla di fatto, palla che termina abbondantemente sul fondo, peccato però perché si stanno muovendo bene lì davanti sia Kais sia Urbanetto sia Doria, l'inserimento adesso sembra essersi ritrovato anche Faraon, ma non c'è più tempo, il primo tempo termina qui sul parziale di 0-0, partita interessantissima, molto carina e molto piacevole da vedere e da seguire attraverso il nostro streamingsport.it. Linea alla regia.
Rientriamo in collegamento con il comunale di Mansuè dal campo comunale appunto di Mansuè per la trasmissione della seconda frazione di gara tra la compagine di casa, il Porto Mansuè, ed il Conegliano. Risultato fermo sullo 0-0 al termine di 45 minuti di gioco interessanti, piacevoli, sia da commentare che immagino anche da vedere attraverso il nostro streamingsport.it, e allora godiamoci e apprestiamoci a godere altri 45 minuti più eventuale recupero chiaramente in questa seconda frazione di gioco, per vedere se cambierà prima di tutto il risultato oppure se si andrà ancora a mantenere questo 0-0 che per il momento diciamo che anche a livello di occasioni c'è la parità, perché un paio di occasioni da una parte e un paio di occasioni dall'altra, poca incisività. Si parlava prima con il direttore generale Mazzucco e con il presidente Piero Dalmas, poca incisività da parte degli avanti del Conegliano, che forse avrebbero potuto raccogliere un pochino di più in alcuni frangenti, qualcosa di meno, ma però insomma ci siamo, il risultato di parità ci sta tutto, nonostante appunto queste diatribe tra i due reparti offensivi. Allora tutto è pronto, fischietto in bocca anche per il signor Gobbo di Padova, che è pronto a dare il via alla seconda frazione di gioco. Sta calando un po' il freddo qui al comunale di Mansuè, lo stanno vedendo e sentendo anche i calciatori sicuramente, perché si stanno scaldando sul posto e con un riscaldamento particolarmente deciso da parte di Kais, che entra subito in partita, fa viaggiare Cima, che non ci sono stati cambi, quindi i 22 sono tutti in campo e quindi tra poco cominceremo a vedere il tour de force delle possibilità di gettare nella mischia qualcuno, però sinceramente per il momento non si muove nessuno tra le due panchine, quindi ancora si attende. Nel frattempo vi do una nota di colore con giaccone imbottito Stefano Andretta, mentre mi pare un pochino anche per Marco Marchetti l'utilizzo di una giacca per coprire, visto che fino per tutto il primo tempo era rimasto con un maglioncino, ma c'era il sole. Viene in avanti la formazione del Porto Mansuè, esce e finge di raccogliere il pallone il portiere del Conegliano Rallo, e quindi palla che termina sul fondo. Può ripartire la formazione giallo-blu con Rallo stesso che fa viaggiare il Conegliano. Lancio lungo ancora con Kais che ha uno stop non perfetto, gira dalla parte opposta, attenzione per questo tentativo di raccogliere palla da parte di Granati, che ha fatto un buon primo tempo. Nel primo tempo lo avevamo proprio sotto la nostra tribuna. Granati adesso spostato dalla parte opposta, cerca di andarsene Alcantara che protesta. Ecco che iniziano i giri delle panchine, e allora si muove, mi pare, Grandin per quanto riguarda il Porto Mansuè, mentre mi pare che dall'altra parte ci sia Masocco Granziera pronto ad entrare in campo. Ancora Kais che guadagna palla. Doria va per le terre ed è Barra che commette il fallo. Doria rimane ancora a terra. Ecco Grandin che va al riscaldamento. Si muovono quindi i primi giocatori dalle panchine. Luparense che è sotto contro l'Union Clodiense per 1-0, questo è l'aggiornamento della Serie D. Viene in avanti ancora Cima, 1 contro 1, buono il tentativo sul primo uomo, poi arriva in seconda battuta a mettere il pallone in fallo laterale un difensore del Porto Mansuè. Con le mani può giocarla tutta il Conegliano, controlla bene, lascia andare. Adesso c'è da tenere conto che anche Dalla Vedova
Anche Dalla Vedova va a scaldarsi per quanto riguarda il Porto Mansuè, quindi due uomini, Grandin e Dalla Vedova, che probabilmente potrebbero entrare in campo a sostituzione di due giocatori che potrebbero aver dato tutto nel primo tempo per quanto riguarda la compagine di Marco Marchetti. Palla che termina fuori, si attende il recupero del pallone, arriva, lo si butta in mezzo per tentativo di Alcantara di metterlo a terra, ci riesce, poi subisce il fallo, no, può giocare lì un groviglio di gambe. Adesso l'arbitro dice che c'è il fallo ed è a favore del Conegliano. A favore del Conegliano. Con questa palla lascia tutto per la possibilità di impostare da dietro ancora. Temperatura che è calata e anche una leggera nebbiolina che si sta componendo qui allo stadio comunale di Mansuè. Attenzione a questa palla, getta bene in area, poi il tentativo di metterla fuori riuscito, può ripartire il Porto con Agostini, finalmente Agostini prova a servire una bella palla, nulla di fatto, è un Agostini che è costretto a venire indietro per trovarsi delle palle da giocare, dei palloni da provare a giocare, perché ha avuto pochissime palle servite lì sulla sua fascia di competenza nel corso del primo tempo. Prova a ripartire la formazione di casa, ma viene bloccata. Adesso però Tomasella subisce un fallo, l'arbitro lo lascia correre, va tutto dalla parte di Magli, va tutto dalla parte di Granati, indietro, la mette in mezzo, Alcantara da dietro, barra a sostegno e poi Tomasella non ce la fa, palla che termina fuori abbondantemente a lato, quindi si riprenderà a giocare con le mani. Adesso si muovono le panchine perché 3 per il Porto Mansuè e 3 per il Conegliano, quindi tra poco cominceremo a vedere quali soluzioni sullo scacchiere proveranno i due tecnici per aver ragione l'uno dell'altra. Partita che non si schioda dallo 0-0, partita che dobbiamo dire è anche importante per la classifica. Quindi Conegliano a quota 20 prima di questa gara, Porto Mansuè a quota 17. Porto Mansuè che ha a che fare con Lia Piave, Cadoneghe e Cavarzano Belluno, che sono agli stessi pari punti, 17 per l'appunto, quindi guadagnando qualcosa. Vedremo una situazione diversa di classifica già da questa sera. Può ripartire il Conegliano, lo fa bene lanciando lungo per Kais, ma è nettamente in vantaggio, ha perso lo scontro in velocità con il suo più giovane sicuramente avversario e quindi può ripartire ancora Bonaldi, nulla di fatto nemmeno per lui, prova a sostenere la spinta Finn, palla tra le mani per Finn, la rimessa in gioco, non trova nessun compagno a cui cederlo, poi finalmente va su Bonaldo che la mette dentro, è un pallone che arriva sui piedi di Barra. Avrebbe potuto veramente succedere qualcosa di grave per il Conegliano, perché palla sbucciata in malo modo da un difensore, palla che è rimasta lì all'interno dell'area. Barra non è riuscito a trovare il momento giusto per andare al tiro e poi quando l'ha fatto è stato contratto dai difensori del Conegliano, quindi nulla di fatto. A terra c'è un uomo del Porto Mansuè ed è Alcantara che è rimasto a terra, subito un colpo tutti intorno a lui, ne approfittano i giocatori per riprendere fiato, perché è stata una partita molto intensa soprattutto nei primi 45 minuti di gioco. Adesso si stanno già vedendo qualche sprazzo di difficoltà nel portare avanti il gioco, come quello di pochi istanti fa di Kais, che però ha dovuto lottare, insomma Kais è un 94 sì, e ha dovuto lottare contro un giovane, un 2003, quindi chiaramente ha ceduto sulla velocità e lo scontro era con Finn che è un 2003, quindi insomma qualche anno in meno ce l'ha.
Può rientrare già Alcantara che alza il braccio, l'arbitro lo vede, dice di aspettare, può rientrare secondo me, però sembra che Alcantara non abbia sì. In effetti ha ragione l'arbitro, perché l'ha guardato un paio di volte, gli ha fatto segno di entrare, poi Alcantara non entrava e quindi poi gli ha urlato in qualche maniera che doveva e poteva entrare tranquillamente. Palla che viene controllata male e deviata a Bonaldi, che si porta palla in fallo laterale, però la rimessa in gioco è per il Porto Mansuet in completa maglia bianca, lo ricordiamo. Completo maglia bianca per il Porto Mansuet, che prova a manovrare a centrocampo. Molto buono questo pallone per Barra, che però non lo ritrova più e allora può fermare tutto Kostadinovic. Grande pietra miliare lì dietro Kostadinovic, giocatore interessantissimo, giocatore importantissimo per la difesa del Porto Mansuet. Si va a scaldare un altro uomo per il Porto. Attenzione, viene in avanti, si immola e poi al tiro dai 25-26 metri ancora Barra, palla che però sfugge via, un brutto tiro, nulla di fatto, palla che va abbondantemente sul fondo alla destra della porta difesa da Rallo, che è pronto al rinvio. Barra di testa, Agostini la lascia scorrere, Agostini che prova a mettersi in proprio, Agostini indietro per Kostadinovic, gira tutto a palla ma nulla di fatto, poi è un errore in uscita di Doria, uno dei pochi. Attenzione Barra che va al tiro e poi ancora Granati che la mette dentro, Barra che di prima intenzione prova il tiro, c'era un fuorigioco, sì, ha ragione a protestare forse perché Alcantara era al di là di tutti, però non ha toccato il pallone e allora avanti, adesso c'è un uomo a terra per la formazione del Conegliano, Urbanetto ha sbagliato, l'arbitro aveva indicato la punizione per il Porto Mansuet, poi Urbanetto gli ha fatto vedere, ha detto no ho sbagliato io, quindi punizione per il Conegliano. Si riprende giustamente a macinare ancora Urbanetto, eccolo che viene a riprendersi palla Urbanetto, attenzione perché lui il pallone, non in questo caso, insomma la palla la sa trattare, può manovrare ancora la formazione ospite con il pubblico di Fede Casalinga che protesta con Faccioni e poi ancora Faraon dalla parte opposta, Faraon che richiama palla, non gliela danno, allora prova ad andarsi a mettere in proprio il giocatore Cima sulla fascia destra del campo. È sicuramente un bel acquisto questo di Cima per il Conegliano, arrivato proprio nelle ultime ore tra i gialloblu ed sembra già essersi integrato molto bene negli schemi che predilige Stefano Andretta. Con le mani il Conegliano, ancora Cima a mettersi in mezzo, palla per Urbanetto, ruotano i due, Cima va in mezzo, c'è il rigore, c'è il calcio di rigore perché dentro in area questo fallo un po' da rivedere forse, però ci stava, è in area, sì, in area sì, da rivedere perché forse però non ha protestato nessuno, quindi presumo che il fallo ci sia stato e quindi vediamo. Calcio di rigore ed è Cima, lui è uno specialista, Cima che può bagnare il suo esordio a Conegliano anche con il gol se trasforma questo rigore. Cima contro Manente, Cima che parte ed è il gol per Cima, è un gran gol questo di Cima, gol che porta in vantaggio il Conegliano per 1-0 ed è Cima che porta e dà il suo contributo alla formazione giallo-blu. Cima il gol tra
tifo assordante del pubblico arrivato da Conegliano, un gol che arriva, andiamo a scoprire anche il minutaggio. 13° minuto di gioco, 13° minuto del gioco del secondo tempo, il vantaggio del calcio conegliano adesso con Cima. Il gol arriva sul rigore, che sarà un po' da vedere, però il fallo in area c'era tutto, poi da vedere se ci sia stato o meno. Quando in precedenza avevo detto che stava calando un po' di nebbia, sono stato buon profeta, perché c'è un po' di foschia che sta calando qui al comunale di Mansuè ed è calato anche il gelo qui sulle tribune, oltre che sul campo di gioco, sul terreno di gioco. Adesso la partita cambia. Adesso la partita cambia decisamente, perché il vantaggio del Conegliano porterà sicuramente ad una spinta maggiore della formazione di Marco Marchetti, quindi la formazione di casa dovrà provarci prima di tutto a riprendersi la gara sul pareggio e poi cercare naturalmente di fare il sorpasso, come ormai è un po' abituata tra l'altro anche la formazione di Marco Marchetti. Viene in avanti la formazione di casa con il blocco totale, poi fermato, c'era il pubblico di casa che voleva il fallo ancora dall'arbitro, ma non c'era nulla. Vediamo, viene in avanti la formazione di casa con questa fascia a sinistra del campo che viene spinta. Guadagna un calcio di punizione, mi pare che il signor Gobbo, anzi no, è una rimessa in gioco per la formazione del Porto. Deve metterla dentro, adesso deve cambiare totalmente il modo di giocare il Porto Mansuè, perché altrimenti la situazione continua a preoccupare, e vediamo insomma quale sarà la prima mossa che farà Marchetti dalla panchina, perché dovrà provarci chiaramente a cambiare qualcosa, dovrà cambiare sicuramente qualcosa. Rallo pronto al rinvio lungo oltre la metà campo, è tutto preda della formazione, il colpo di testa è preda del Conegliano, ma poi un po' di paura anche di Kostadinovic. Sicuramente il gol ha freddato un po' gli ardori della formazione di casa, che deve ancora riprendersi, e vediamo che dalla panchina parte la prima indicazione, quindi partono le prime indicazioni. Vediamo, dovrebbe effettuare la prima sostituzione o le prime due sostituzioni, insomma, perché i primi ad andarsi a scaldare sono stati Grandin e Dalla Vedova, quindi vediamo se sarà uno di loro due a entrare in campo e a trovare appunto la sostituzione. Deve inventarsi qualcosa Marchetti, perché altrimenti la situazione con il calcio conegliano in vantaggio diventa un pochino problematica. Ancora dalla parte opposta, con il tentativo di andarsi a prendere questa palla da parte del numero 7 bianco, ovvero da parte di Agostini, palla che non riesce ad essere sua, però guadagna un'importante rimessa in gioco. Barra ancora per Finn, Barra prova l'1 contro 1, Barra prova anche a tirare, non riesce però a trovare l'angolino giusto, troppi uomini in area. Ancora dalla parte opposta va al tiro Granati, che è uno dei più vivi quest'oggi sicuramente, poi ancora il tentativo di tiro in area e un altro tiro che arriva per questo pallone calciato da fuori area. C'erano state le proteste dei giocatori, era Bonaldi che è andato a questo tiro, palla che comunque è terminata sul fondo, niente da fare. Allora il primo cambio potrebbe essere quasi immediato mentre vi sto parlando, perché sta rientrando uno dei giocatori che si erano andati a riscaldare, e quindi vedremo quale soluzione proverà a fare Marchetti. Palla che viene giocata ancora dai bianchi di casa, pallone adesso che viene trattenuto, può giocarla bene Lombera, poi indietro ancora Kostadinovic, la lontana dall'area dove scotta. Si alza la bandierina del
segnaline. Paradossalmente da quando ha segnato il Conegliano la partita si è fatta più brutta. Si è fatta più brutta la gara, perché adesso c'è un po' di paura da parte della formazione di casa e c'è il tentativo di controllare la gara da parte del Conegliano. Quindi paradossalmente, diciamo, partita che avrebbe potuto aprirsi e diventare ancora più bella, paradossalmente è diventata più bruttina da seguire e da vedere. Palla che viene bloccata ancora dalla difesa del Porto Mansuè, che prova a ripartire, fallo, si sente soltanto urlare perché ormai anche le ombre stanno calando. L'arbitro ha toccato il pallone e quindi dovrà riprendere a giocare con la scodellare di palla. Pronto ad entrare Gurgu, è un attaccante, quindi vediamo, giocherà il tutto per tutto Marchetti. Quindi Gurgu dovrebbe prendere il posto. Attenzione, c'è stato un brutto scontro tra due giocatori del Conegliano, tra l'altro, in uscita per colpire di testa, mi pare fortunatamente, però il colpo non è stato sulla testa ma al corpo, quindi da parte di un giocatore, mentre Gurgu è pronto ad entrare in campo e vediamo. Agostini che esce tra gli applausi nonostante 18, quindi 18 al posto di Agostini, prima mossa di Marco Marchetti, fuori un attaccante, dentro un altro attaccante, è un attaccante un po', diciamo, Agostini, due buoni piedi, riesce a fare la fascia, oggi l'ha fatta pochissime volte perché è stato servito tra l'altro molto poco, e Gurgu vedremo quale sarà il suo modo di giocare, di inserirsi in questi frangenti appunto di partita e di gara. In avanti vediamo tra l'altro che Agostini non rimane nemmeno a guardare la partita, va direttamente negli spogliatoi. Barra che cerca di girarsi ma viene anticipato, poi Kais che non riesce a ripartire, ancora Barra, e ancora persa da parte di Doria, con Barra che la perde nel giro di 30 secondi, l'ha persa 3 volte Barra, quindi ha insistito un po' troppo, e allora Doria, invece lui c'è sempre, Doria per Urbanetto che gira il campo dalla parte opposta, chiama palla manente e la fa sua, prova a ripartire, velocizza un po', adesso deve velocizzare la ripartenza, la formazione del Porto Mansuè deve velocizzare perché altrimenti non ne veniamo fuori. In questo caso è partita che è ferma sull'1-0 al 13° minuto di gioco. Cima l'ha sbloccata su calcio di rigore. Urbanetto che si è liberato di Kostadinovic, poi un po' la stanchezza e un po' la paura, perché aveva alle spalle Kostadinovic che lo braccava, ha fatto sì che uscisse questo traversone bruttissimo da parte di Urbanetto. Nulla di fatto per lui, può ripartire dalla parte opposta la formazione del Porto Mansuè, che deve, lo ripeto ancora una volta, deve spingere, deve velocizzare la sua azione se vuole provare a cambiare l'andamento di questa gara che si è messa male dal 13° del secondo tempo. Viene dentro un pallone per Alcantara che non riesce a prenderla di prima intenzione, si gira e allora prova a puntare l'uomo, 1-2, riesce nel primo giro a far fuori Doria, ma invece c'è Faccioni su di lui che gli blocca il rinvio e nulla di fatto con Alcantara che non cede il pallone a Finn, che voleva provare con una rimessa lunga, ma ci prova anche Alcantara, no, che poi va su Finn, e allora Finn ha ragione di un suo attaccante, palla che viene messa dentro, nulla di fatto dalla parte opposta, ancora va a riprenderla Granati con le mani. Granati la mette su Tomasella, Granati deve girare palla, deve provare a girarla, Kostadinovic
palla che arriva, Barra ancora davanti, perde ancora l'attimo giusto Guevara, e ancora in mezzo all'area, confusione, grande confusione per i due giocatori per i due giocatori di colore della formazione di casa, Alcantara e Barra, che non riescono a indirizzare verso la porta. Allora c'è il cambio nelle fila della formazione coneglianese, e allora vediamo, entra il numero 15 che è Uanello, quindi una punta anche per mister Andretta, che non si difende e tira fuori dal cilindro Kais, e allora fuori Kais al 23esimo del secondo tempo e dentro Vuanello, il numero 15. Vediamo come sistemerà, ma non cambia assolutamente la fisionomia di gioco, di modulo di gioco di Stefano Andretta, perché un attaccante ha tirato fuori e un attaccante ha messo dentro, quindi due punte sono lì davanti, Vuanello e Urbanetto, e sono due clienti pericolosissimi per il Porto Mansuet. Attenzione, prima spizzata ancora di Urbanetto, palla che viene controllata ancora da Tomasella che scandaglia in avanti, brava la difesa del Conegliano che controlla, riesce con Barra a riprendersi la palla, ancora è troppo lento Barra, è troppo gigione, diciamo così, perché vuol controllare sempre la palla quando potrebbe farla viaggiare di prima intenzione e velocizzare così il gioco della sua squadra. C'è il fallo di Bonaldi sul numero 4 Dassier. Mosca, palla che termina fuori direttamente sul rinvio lungo dalla difesa. Alcantara, poi il tentativo di prendere palla del nuovo entrato, ovvero Gurgu. Si gioca Cima per Doria che manovra ancora, Cima deve andare tutto dalla parte opposta, si alza la testa, bravissimo Cima, e allora Cima ancora che va per trovare il tentativo, Cima, la palla è lì e c'è il fallo, c'è il fuorigioco c'è il fuorigioco dei giocatori, due addirittura del calcio conegliano, però deve stare attento il Porto Mansuet, deve stare molto attento, perché l'entrata di Uanello e il rimanere in campo con Urbanetto ha creato veramente ancora qualche problema per la compagine di casa, perché i due, tra Uanello e Urbanetto, si conoscono a meraviglia, e quindi bene, una coppia assortita molto molto bene e pericolosissima. Eccoli ancora Urbanetto per Uanello, e adesso Urbanetto che prova a controllare palla, vuole prendere tempo. Naturalmente il tempo può essere controllato dalla parte della formazione del Conegliano, mentre chi non deve rallentare il gioco è sicuramente il Porto Mansuet. Mosca, Doria in mezzo al campo, difficilmente perde una palla, tutto dalla parte opposta per Colombera, che prova a far viaggiare il terzino Faccioni. Faraon, ancora indietro, un altro cambio intanto, e mi pare che sia la volta di Grandin ad entrare in campo. Marchetti si affida a uno dei senatori, classe 91, Enrico Grandin, si affida a lui per cercare di riportare in parità l'incontro, palla che sfugge ancora alla difesa del Porto Mansuet, che poi riesce a rigiocarla questa palla, ma perduta nuovamente. Ancora il Conegliano, attenzione con Cima Urbanetto con Cima che ha tentato l'1 contro 1, va a prendersi un importantissimo calcio d'angolo, ed è il terzo calcio d'angolo per la formazione del Conegliano. 3-0 per i conti sui calcio d'angoli, quindi il Porto Mansuet non ha battuto un calcio d'angolo, quindi 3 invece ne ha battuti il Conegliano.
e dovremmo essere pronti anche per la sostituzione ancora in casa Porto Mansuè con un uomo, il numero 14, che è pronto ad entrare, è Filippini. Mentre la Godigese viene a segnare 1-0 sul campo della Liventina Opitergina. Quindi Godigese che salirebbe a 24 punti e Liventina che rimarrebbe a 15. Allora, doppio cambio, 14 e 15, e vogliono dire Grandin, che avevamo già annunciato, e Filippini. Quindi, allora, vediamo. Sembra che sia Grandin il primo ad entrare, vediamo, sì, 10-15, allora 10-15, fuori Tomasella e dentro il 15, quindi fuori Tomasella e dentro Grandin, mentre al posto di entra il numero 14 che è, come dicevo in precedenza, Filippini, ed esce il numero 11 Bonaldi, quindi fuori Bonaldi, dentro Filippini. Anche in questo caso si gioca con gli attaccanti giusti, in questo caso con Filippini, anche lui è uno dei maggiori risolutori della formazione del Porto Mansuè. Deve velocizzare però il Porto. Filippini tocca il suo primo pallone di testa, la spizzata, poi in avanti ancora con Grandin che dà sostegno ai suoi, cercando di far viaggiare Alcantara. Anche per Alcantara, anche oggi una prova, non diciamo incolore, però non ha inciso molto e non ha inciso più di tanto nel gioco appunto di Marchetti. Pallone che viene provato a trovare, a giocare con il sostegno e la spinta di Kostadinovic, la dà su Finn che la butta dentro, il pallone sarebbe anche buono ma non arriva nessuno degli attaccanti del Porto Mansuè. Adesso cala anche la nebbia e quindi è un po' ancora fastidioso per quanto riguarda il tentativo di mettere dentro questo pallone, che poi sparisce, non dico nella nebbia, però sparisce insomma nella nebbiolina che si è venuta a creare qui al campo comunale di Mansuè, oltre al freddo che è calato pesantemente. Pallone perso dal Porto Mansuè, gettato in avanti dal Conegliano che cercava di ripartire, Manente lo rispedisce lontano dalla sua porta, è un tamburello adesso per le due formazioni, il colpo di testa la mette a terra, il Porto vuole però ragionare e prova a ripartire da Manente. Kostadinovic sempre sulla fascia sinistra del campo, non ci sono possibilità, allora la palla arriva adesso, però persa in malo modo, perso in malo modo anche questo pallone. Nulla di fatto con il tempo che si è sistemato proprio. Sta per entrare un altro giocatore del Conegliano, dovrebbe uscire il numero 9 Urbanetto, se non è sbagliata la lavagnetta, quindi a questo punto Andretta toglie Urbanetto e mette Granziera, però il cambio arriverà dopo. Allora Urbanetto per Granziera, lo segniamo anche se non è stato ancora compiuto il cambio, però in questo momento e con questo cambio sicuramente Andretta arretra un pochino, e dobbiamo dire che fa anche bene, insomma, perché ha il vantaggio. Chi deve attaccare è la formazione di casa in questo caso, e quindi vedremo che cosa nascerà, che cosa scaturirà da questa punizione che vediamo in mezzo alla nebbia. Palla che vola alta sopra la traversa, purtroppo formazione battuta malissimo. E allora eccolo il cambio, fuori vi dicevo Urbanetto, dentro il numero 16 Davide Granziera, classe 98, altri piedi importanti anche per la formazione del Conegliano, che quindi prova a arretrare un pochino, perché chiaramente prova a difendersi, deve lasciare
Allora, vediamo come va a sistemarsi poi, vedete che va a sistemarsi in posizione il numero 16, va a giocare nella sua posizione di terzino, e allora Granziera va lì, davanti si gioca con, con 2 punte, quindi può permettersi di giocare appunto con Uanello e andiamo a vedere adesso qualche difficoltà anche di vedere le trame di gioco, perché la nebbia è calata anche pesantemente qui a Mansuè, mentre lo United Borcorico passa a 3-1 sul 3-1 sì, sul Caorle. Palla che si ferma lì in mezzo alla nebbia, non sappiamo se anche la nostra telecamera abbia qualche problema, non vediamo nulla e quindi nemmeno noi. Pallone adesso che pensiamo sulla fascia destra del campo, è preda della difesa del Porto Mansuè, che cerca di far giocare i suoi, ancora riesce a prendere il pallone in avanti, Barra che esce dalla propria metà campo, Barra che vuole dare palla a qualcuno ma non si muove nessuno, va in orizzontale ancora per trovare Grandin la parte opposta, tutto sulla fascia sinistra del campo, mette dentro il pallone ancora per il numero 14 Filippini, che cercava di entrare in area di rigore, non riuscito, e allora ci pensa Kostadinovic a dare dalla parte opposta, palla che viene rilanciata lunga dai difensori del Conegliano. Adesso è un sicuramente non giocare, perché vedete la linea a 5, del Conegliano sistemata sugli attacchi che vengono portati dal Porto Mansuè, che deve cercare naturalmente di venire in avanti, palla che arriva in area, palla che si ritrova tra le braccia il portiere Rallo del Conegliano, che si accascia a terra, va a prendersi gli applausi e poi naturalmente è pronto al rinvio. Vediamo se sceglie un rinvio corto oppure va oltre la metà campo, lungo oltre la metà campo per trovare Uanello che viene servito ancora da questo, e allora la palla termina fuori, non c'era nulla sull'attacco di Cima, che cercava ancora di andare a fondo. Perde palla Filippini, nulla di fatto, la mette a terra la difesa del Porto Mansuè con difficoltà anche noi a vedere il pallone. In avanti la manovra ancora del Porto, che prova a scandagliare questo pallone in mezzo all'area di rigore del Conegliano, palla che arriva lontanissima, poi il fallo, forse l'arbitro non vede, anche lui nascosto tra la nebbia, nulla di fatto. Riparte la formazione di casa con Finn che scodella in avanti per Alcantara, che riesce in qualche maniera a far arrivare la palla a Filippini, ma non c'è nulla di fatto, palla che termina in fallo laterale per l'uscita del Conegliano, che è brutta, e allora ha ancora Barra che la mette dentro, è lunga ma dalla parte opposta arriva a sostegno, mi pare, Grandin, e allora la mette dentro nuovamente. Il colpo di testa del difensore del Conegliano per mettere fuori questo pallone, lo prolunga in avanti, si può giocare ancora, ed adesso c'è il forcing della formazione di casa, deve tentare il tutto per tutto la compagine di Marchetti con Barra che ha deluso un pochino le aspettative oggi, c'è molta lentezza, c'è il fallo subito in fase di ripartenza molto astutamente da parte del Conegliano, che guadagna una punizione che permette di riposare, che permette di respirare, che permette di prendere fiato. Insomma, è un buon momento per la compagine ospite, che sta cercando di controllare con molti problemi invece il Porto Mansuè nel tentativo di portarsi in avanti. Ancora Rallo che la mette lunga per il tentativo e la spizzata molto buona di Cima, che poi lascia spaziare con palla che torna fuori, ancora il pallone che è su Cima,
Pallone che su Cima viene bloccato lì dalla difesa del Porto Mansuè, che poi rischia in uscita, palla che viene riperduta, poi riconquistata. Non è decisamente un buon momento di gioco, però la difficoltà tra l'altro non soltanto nostra di vedere il pallone, e anche dei giocatori che con la nebbia che è calata, insomma qualche problemino lo si sta creando. Dovrebbe entrare anche Thomas Dalla Vedova, perché vedo che si leva la giacchina e quindi potrebbe trovare spazio il giocatore ex Eclisse Careni Pievigina lo scorso anno, un giocatore che potrebbe inventare qualcosa sulla fascia con i suoi piedi buoni come da conoscenza. Va tutto dalla parte della sinistra per trovare questo pallone che va a incocciare il palo sul tiro cross. L'arbitro lascia andare, non c'è nulla di fatto, il tiro che arriva e adesso c'è il primo calcio d'angolo guadagnato dalla formazione del Porto Mansuè, che è andato anche a prendere un palo su un tiro cross proveniente dalla sinistra, palla che ha sbattuto contro il palo, battendo al momento battuto Rallo. Si è salvato il Conegliano dalla possibilità del pareggio e allora va al cambio sia la formazione del Porto Mansuè sia la formazione del Conegliano. Vediamo, e allora può la battuta ancora per il Porto Mansuè, il tentativo di colpo di testa da parte degli attaccanti di casa non riesce, prova a ripartire la formazione del calcio conegliano. Sì, un po' di confusione, palla che viene fermata, l'arbitro blocca tutto, stoppa tutto e allora vediamo che è pronto Thomas Dalla Vedova per quanto riguarda il Porto Mansuè ed è pronto anche Floris, quindi altro inserimento di un difensore o di un centrocampista per la formazione di Stefano Andretta, che chiaramente cerca di arginare i tentativi di spingere in avanti quello che deve fare appunto la compagine di casa per rimettere in parità la partita, la gara che dal 13° minuto del secondo tempo è a vantaggio del Conegliano, con un gol giunto su calcio di rigore firmato dall'esordiente, diciamo così, nuovo arrivo in casa Conegliano, Cima. Sai che non lo so, vediamo poi di trovare l'uscita per allora Thomas Dalla Vedova, che è entrato in campo, e poi vi daremo anche colui che è uscito, che sta uscendo dalla parte opposta del campo. Entra Floris. Allora entra Floris, il 17 per l'11, fuori Cima, che ha fatto sicuramente una gran bella partita, ha segnato il match, ha segnato il calcio di rigore, è appena arrivato al calcio conegliano, nemmeno da una settimana, quindi si è già inserito alla grande negli schemi appunto del calcio conegliano. C'è un po' di confusione perché volevano uscire dalla parte più lunga del campo, nulla di fatto, e allora Floris allora al posto è Nicoletti, è uscito Nicoletti al posto di Dalla Vedova. Sì, Marchetti chiaramente ha tolto un difensore, un centrocampista, e ha messo Dalla Vedova sulla fascia per cercare di spingere un pochino in più, cosa che però per il momento non sta ancora riuscendo, perché la formazione del Conegliano si sta difendendo molto bene senza aver grossi problemi, e quindi diciamo che per il momento 42 minuti di gioco e 37 secondi con il Chions con il Chions 1, Treviso 3, con gol di un altro ex Porto Mansuè, ovvero Verognago. Viene in avanti
la formazione del Conegliano che ruba palla, il tentativo di andare alla deviazione non riesce, termina lungo, ma deve stare attento il Porto Mansuè. Mancano 2 minuti di gioco più eventuale recupero, e allora 1, 2, 3 si giocherà ancora per un 4 minuti sicuramente. 3 o 4 minuti da recuperare nel secondo tempo, perché i cambi sono stati effettuati, ci sono tutti, e quindi sicuramente 4 minuti minimo da giocare per il recupero, un recupero che deve essere importante per la formazione del Porto Mansuè, che viene in avanti ancora per cercare uno spazio libero, ma chiude bene il Conegliano, che adesso ha aumentato la propria linea di difesa con 5 uomini in linea difensiva. Vedete come sono piazzati, 3 uomini in mezzo e 2 davanti, ma più che altro una punta davanti, poi Doria in mezzo al campo, e davanti alla difesa i 2 giocatori che provano a spingere poi qualche volta in uscita per portare fuori dall'area di rigore il pallone. Ancora in avanti, non riesce ad arrivare lunga questa palla, si arrabbia anche Marchetti perché voleva il lancio lungo dentro, perché bisogna cercare di velocizzare soprattutto le ripartenze, soprattutto il modo di giocare. Anche adesso un rischio inutile per quanto riguarda questa palla, ed è il gol in contropiede, che annulla la possibilità in questo caso del Porto Mansuè di cercare di riprendere in mano la partita con un gol che è stato figlio di un errore difensivo. Ancora un tentativo di ripartenza, si arrabbia infatti Kostadinovic, perché il passaggio in orizzontale, tutto da scordare, tutto da dimenticare, un passaggio che ha aperto le porte alla formazione del Conegliano, una formazione che ha dato un 1-2 importante, difficile. Allora vediamo quanti minuti resteranno, vediamo, minimo 4, sono 5, 4, eccoli qua. 4 minuti come avevamo detto di recupero, e allora Barra, Kostadinovic deve buttarla avanti adesso, ancora di più in velocità, però bisogna trovare gli stimoli giusti. Barra ancora, e allora è un 1-2 pesante per la formazione del Porto Mansuè, che c'è un altro cambio intanto. Vediamo se riusciamo a sapere anche il Magli. Esce Magli. Ed entra Guizzo. Altro cambio per quanto riguarda il Conegliano. Un cambio che vuole soltanto perdere tempo, chiaramente. Una formazione questa del Conegliano che effettivamente non ha demeritato quest'oggi, anzi, se dobbiamo dirla proprio con onestà, diciamo che il Conegliano ha saputo amministrare e giocare bene quando si è trattato di giocare bene, e quando si è trattato naturalmente di affondare i colpi ci è riuscito, complice anche una difesa che nel secondo gol si è veramente incaponita e si è veramente complicata la vita, cedendo e concedendo la possibilità del raddoppio appunto alla formazione del Conegliano, ed è uno sbaglio che paghi, insomma, soprattutto in quei minuti, soprattutto nei minuti. Il marcatore è Floris al 90°, quindi ha segnato Floris il secondo gol. Viene appena entrato, una bella scelta della panchina per quanto riguarda Andretta, che come ha sempre sostenuto ha una squadra completa, una squadra che può
può permettersi il lusso di cambiare determinati giocatori e di non risentirne durante il corso della gara. Lo ha dimostrato anche oggi con questo 1-2 pesantissimo e importantissimo per la classifica del Conegliano, una classifica del Conegliano che va a 23 punti, mentre il Porto Mansuè rimane, se rimane così il risultato, rimane a 17 ed è concedere veramente un po' troppo, visto le velleità della partenza, visto le facilità e visto la volontà. Ancora uno sbaglio di Kostadinovic, poi c'è lo sbaglio anche di Urbanetto e di Guanello, mi pare che si allunga il pallone, quindi fortunatamente per la difesa Barra che viene in avanti, Barra che prova e proverà il tiro perché sarà l'unica soluzione che proverà a trovare, no, va ancora su Thomas Dalla Vedova che si gira bene, può guadagnare forse, no, non guadagna nemmeno il calcio d'angolo, quindi si riparte da una rimessa in gioco dal fondo da parte del Conegliano e c'è il clima del Porto Mansuè è quello che vede in ginocchio un minuto ancora, vede in ginocchio Kostadinovic nella propria metà campo. Era questo un po' il segnale della squadra, il morale della squadra del Porto Mansuè che si è vista sconfiggere per 2-0, ma questo secondo gol è stata veramente una doccia fredda, soprattutto perché è arrivata da un erroraccio della difesa che in quei momenti non può e non deve concedere naturalmente queste possibilità. In avanti ancora la formazione del calcio conegliano che attende soltanto il triplice fischio finale. L'arbitro ha concesso un minuto supplementare, quindi si sta giocando con 5 minuti di recupero da Thomas Dalla Vedova che cerca di andarsene 1 contro 1, si mette in proprio e allora la palla viene spedita letteralmente sulla copertura dello stadio, ma l'arbitro dice che può bastare così a Mansuè. Porto Mansuè batte Conegliano 2-0, i gol di Cima al 13° del secondo tempo e poi di Floris quasi allo scadere al 40°, 2-0 e partita vinta per il Conegliano che sale in classifica, mentre il Porto Mansuè deve ancora attendere per tempi migliori. Linea allo studio direttamente.